Eccoci qua, siamo ritornati insieme. Allora, il primo approfondimento che facciamo, molto importante, riguarda la prossima svolta green. Ne parliamo costantemente, se ne parla costantemente, sono in preparazione delle direttive europee che per alcuni sono importanti, per altri sono viste come inquietanti. Le associazioni di consumatori sono in assetto di alert, attenzione, perché questi cambiamenti non saranno assolutamente indolori, ma quel che importa è che poi siano cambiamenti, vuoi che riguardino le nostre abitazioni, vuoi che riguardino il settore dell'automotive, il riscaldamento, qualsiasi cosa, che facciano effettivamente bene all'ambiente e che non siano invece dei palliativi che ci costeranno tantissimo, dilapidando i risparmi delle famiglie per poi un nulla di fatto. Attenzione, perché il ciclo ecologico non è tanto breve, è completo. E allora, per parlare di auto elettriche, per parlare di caldaie, nuove caldaie a condensazione, di cambiamenti obbligatori o no, insomma di tutti questi particolari di cui pochi sono bene a conoscenza e quindi farci un po' di chiarezza, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio da un lato Dario Dalla Costa, Presidente Federazione Impianti di Confartigianato Nazionale. Grazie Presidente di essere qui con noi. Grazie a voi. E Massimo Speri, Presidente Federazione Autoriparazione di Confartigianato del Veneto regionale. Grazie anche a lei. Grazie a voi dell'invito. Allora, c'è l'imbarazzo della scelta da chi incominciare, sinceramente. Beh, incominciamo con le caldaie, poi tanto interagiamo con il discorso delle autoveicoli che già fa trasalire molti telespettatori quando facciamo le dirette. Cosa è previsto allo stato attuale? Noi abbiamo visto già questo cambiamento, ufficio del cambiamento, ci sono delle direttive ben chiare, ma cosa c'è di vero? Sì, allora, la nuova normativa sull'ecodesign è in discussione in questi giorni a livello Come si chiama sull'ecodesign? Quella che parlerà delle caldaie e degli apparecchi di riscaldamento a efficienza più elevata rispetto a quelli attuali. È in discussione in questi giorni, quindi il panorama che si presenterà nei prossimi anni verrà definito nei prossimi 12-24 mesi. Attualmente, così come è scritta, è previsto che qualsiasi generatore che produca acqua calda e riscaldamento, praticamente la classica caldaia che sta nelle nostre abitazioni, dovrà avere un rendimento medio stagionale minimo del 115%. Quindi questo 115% ci deve essere scritto da qualche parte oppure sulla caldaia, con una persona che ci ascolta dice aspetta che vado a vedere nel libretto della caldaia, vado a vedere da qualche parte nella caldaia se c'è scritto oppure no, se va bene la mia o se dovrò adeguarmi. Sì, c'è scritto, è il simbolo del rendimento, l'N con una gamba inferiore allungata e l'S piccolo a fianco. E lì ci deve essere scritto? Ci deve essere scritto, se passa così come è scritto, come è in discussione, dovrà esserci scritto 115 minimo per poter essere installata. Quindi vuol dire che se uno ha una caldaia che nel 2028 ha un rendimento del 92-98%, nel momento in cui andrà a sostituirla dovrà avere questa tipologia di rendimento. La caldaia potrà continuare a funzionare e portata a fine vita. A fine vita, perfetto. Sì. Quindi le caldaie che ci saranno, anche se hanno un rendimento più basso, va bene lo stesso, però se una persona ha comprato adesso una caldaia, ha fatto quest'inverno o questo autunno che c'è stato perché la non rendeva, e si è accorto che non è stato il 115 perché non lo sapeva, si è preso un po' una fregatura. Le caldaie con rendimento 115 non esistono. Ecco, perfetto, quindi già mettiamocela via, non ci sono. Ci sono apparecchi diversi che hanno rendimenti anche superiori del 115%, ma allo stato attuale la caldaia classica da appartamento funzionante a gas metano non può arrivare al 115%, un limite fisico. È un rendimento troppo elevato perché una caldaia a gas o a legna o a gasolio ci possa arrivare. Perché qui stiamo parlando di caldaie di altro tipo, sono quelle a condensazione? Già la caldaia a condensazione non arriva al 115%, si parla di macchine di altro tipo. Di fatto la normativa europea non parla del tipo di apparecchio che una persona, che una famiglia può installare, ma parla di un rendimento. Quindi uno può mettere una macchina, che può essere allo stato attuale una pompa di calore, che arriva a rendimenti più elevati. Però parliamo sempre del 30 settembre 2029, termine ultimo, per poter installare un'apparecchiatura con rendimento inferiore al 115%. Quindi l'outlook è 30 settembre 2029. La vita media di una caldaia è di 15 anni, pertanto andiamo al 2044. Certo.
Però ho detto che non ci sono ancora queste caldaie e sono adeguate a riscaldare gli impianti, non sono sovradimensionate, non è uno cioè un appartamento di 50 metri quadri rispetto a un appartamento di una casa di 400, c'è differenza insomma sì, notevole, perché l'apparecchio, la macchina che servirà per riscaldare e probabilmente anche per raffrescare quella tipologia di immobile dovrà avere una potenza necessaria in base ai metri quadri dell'abitazione. La macchina di dimensioni e di potenza bassa se l'immobile è piccolo, più grande, più potente se l'immobile è di metri quadri, è di metratura più elevata. Sempre però con questo 115? Sì. Quindi dovrà essere 2029. 2029, sì, però se uno vuol fare, cioè, il problema è che se uno ristruttura il proprio immobile, 2029 è da qua a 6 anni, non è che stiamo parlando di ventennio. Uno già vorrebbe dice, beh, se devo cambiare la caldaia, voglio una caldaia che nel 2029 possa essere già adeguata alla normativa, sì, però non c'è in circolazione. È giusto pensarci in questi giorni, se uno in questi momenti, in questi anni, da qua però non c'è allo stato attuale. Abbiamo le pompe di calore, stanno arrivando sul mercato pompe di calore con rendimenti più alti del 115, che possono anche funzionare con impianti ad alta temperatura, tipo termosifoni. La tecnologia anche se siamo agli inizi, perché utilizzano dei nuovi tipi di gas refrigerante, ma sta arrivando sul mercato. La criticità sta nel costo di queste apparecchiature, che con il prezzo di queste macchine compri 4 caldaie. Perché siamo sui 7-12 mila euro, dicono associazioni di consumatori, adesso non lo so, chiedo a lei. Pompe di calore, vai con questi tipi di gas, vai sui 10, 12, 15 mila euro. Addirittura. Quindi è difficile che una famiglia così d'amblè possa permettersi una caldaia di questo genere? Su un appartamento di pochi metri quadri ovviamente saranno più vicini al 10 che al 15. Sì, però sempre 10.000 euro. Paragonate alla caldaia il cui costo è di 3-4 mila euro, la differenza è notevole. Assolutamente. La vostra posizione qual è? Come da presidente col cappello, con la giacca da presidente degli installatori, noi abbiamo una posizione neutrale. Nel senso che per noi installare una caldaia o installare una pompa di calore o un'apparecchiatura a biogas, un'apparecchiatura che funziona con combustibili nuovi che magari oggi neanche esistono ma esisteranno, noi siamo pronti, siamo preparati, pertanto per noi è indifferente l'installazione di una caldaia o di una pompa di calore. Sì. Se tolgo la giacca da infatti, presidente, sono leggermente preoccupato per i costi che avranno queste apparecchiature, primo. Secondo, abbiamo un'industria nazionale che produce apparecchiature da riscaldamento che è, come dire, siamo importanti a livello europeo, a livello mondiale, mi sentirei di dire. Trasferire tutto il mercato che è nelle caldaie sulle pompe di calore, dove la produzione di pompe di calore arriva dall'Oriente, da cittadino italiano mi sento sì, un po' perplesso. Ecco, io non capisco perché i pompe di calore arrivano dall'Oriente, il litio per i pannelli fotovoltaici arriva dall'Oriente, le batterie delle macchine elettriche arrivano dall'Oriente, arriva tutto dall'Oriente, ma ci autoflagelliamo praticamente. Mi sembra come prima avevamo fatto l'unico fornitore la Russia, poi dopo ci hanno dovuto... Esatto, è come fare Karakiri. Di fatto la normativa è in discussione in questi giorni, verrà discussa nei prossimi mesi. I nostri rappresentanti a Bruxelles hanno già espresso la posizione dell'Italia, che è critica nei confronti di questa transizione così veloce, così rapida, difendendo l'industria nazionale. Non solo l'Italia sta come dire, esponendosi, criticando questo approccio così veloce e drastico nei confronti di apparecchiature che dovranno liberarci dal carbonio. Perché queste apparecchiature saranno, che vantaggi potrebbero portare? Allora, al di là del riscaldamento nelle abitazioni, per l'ambiente, perché stiamo facendo tutto questo per l'ambiente, no? Sì, perché queste apparecchiature saranno apparecchiature che per arrivare a quella tipologia di rendimento minimo non potranno usare né gasolio, diamo il nome, né gasolio, né GPL, né gas metano, né la legna, che sono i combustibili più usati in questo momento per riscaldare le nostre case, per riscaldare l'acqua con cui ci facciamo le docce. Quindi stiamo aspettando che tirino fuori dal cappello un altro tipo di combustibile, no?
Ci sono degli studi che stanno andando verso un metano arricchito da idrogeno oppure idrogeno in purezza, anche se sull'idrogeno in purezza l'outlook è molto più lungo. Certo. Al momento se ne parla, ma l'idrogeno è un brutto gas. L'idrogeno possiamo ricavarlo dall'acqua se vogliamo, e quando lo bruci produci vapore acqueo per l'alta temperatura che c'è in gioco, ma avere l'idrogeno in purezza dentro in casa per accendere il fuoco del piano cottura, adesso sì, ha una molecola molto sottile di idrogeno, quindi anche le tubazioni che lo trasportano, non abbiamo impianti attualmente che possono, che possiamo usare per trasportare l'idrogeno come fosse il metano. Il metano, sebbene per quanto si dedica, è un gas che costa poco, non sembra, ma costa poco, e si può utilizzare facilmente in sicurezza. Certo. Però in vista del fatto che le abitazioni dovranno essere ipercoibentate, di classe energetica, là si apre tutto un altro versante, A, più, B, eccetera, insomma, tutta una serie di cose. Non dovrebbe neanche servire una caldaia con questo tipo di performance? Sì, le case con classe energetica elevata potranno utilizzare una macchina, un'apparecchiatura da riscaldamento di potenza molto bassa, essendo super coibentate, avendo il serramento che è praticamente ermetico, i tetti isolati in modo che non fuoriesca la minima parte di calore, potranno usare apparecchiature di potenza molto bassa per riscaldarsi. Saranno apparecchiature, stante così i prodotti che ci sono oggi sul mercato, apparecchiature che utilizzano l'energia elettrica come fonte energetica. E queste saranno quelle ammesse dall'Europa? Se passa così come è scritta ora, sì. In realtà alcuni paesi stanno spingendo perché ci sia un'apertura anche su altri tipi di gas, tipo il biogas, che è un gas combustibile prodotto da compostaggio, da rifiuti o da biomasse. Certo. E invece il geotermico? Il geotermico è un'altra tecnologia. Con il geotermico si può estrarre calore dal sottosuolo utilizzando però l'energia elettrica. Puoi estrarlo e lo immetti nei Quindi tubazioni serve sempre l'energia elettrica? Sempre serve una pompa di calore anche con il geotermico. Anche se c'è il fotovoltaico? Con il fotovoltaico ti produci l'energia elettrica con cui puoi far funzionare la pompa di calore che estrae calore dal sottosuolo. Il fotovoltaico produce energia elettrica quando c'è il sole, quindi di giorno. Nel periodo estivo ne produce molta di più, nel periodo invernale un po' meno. Le batterie da fotovoltaico integrate nell'impianto possono sopperire durante i periodi notturni che il mio tetto non produce energia elettrica. Chiaro. Però quando mi succede 2 o 3 giorni di neve, acqua, nuvoloso e pioggia, e la batteria non si riesce a caricare perché manca il sole, quindi bisogna attingere energia elettrica dalla rete elettrica. Però il futuro andrà in questa direzione, questo è... È chiaro. Sì, però ad esempio le classiche stagioni invernali nostre, cupe, nebbiose, nuvolose, in cui il sole lo vedi se no magari al mattino poi sparisce, il fotovoltaico non giova per sopperire l'energia elettrica in modo importante. Giova un po' meno, nel senso che lui produce ugualmente energia elettrica, probabilmente non quanta ne ho bisogno. Produce un po' meno, qualcosa meno, dipende da quanto è coperto il cielo, dipende da quanto è nuvoloso. Lei come vede questi, per quel che riguarda, quindi da cittadino, insomma, questi cambiamenti, alla luce di quanto ha esposto il suo collega con molta neutralità? Da cittadino tecnicamente, logicamente mi fido di quello che ha detto perché so che è un bravo tecnico. Da cittadino invece a livello colpito economicamente mi preoccupa un po'. Adesso io ho la fortuna di avere una casa in legno super coibettata, in pompa di calore, col fotovoltaico, perché è una casa costruita da poco, però penso che nei centri città, nei centri storici o anche in molti altri posti dove le case sono degli anni 70-80, io abito a Verona e ci sono molte zone che sono nate e sorte intorno agli anni 80, dove la tecnologia per costruire la casa non era certamente quella di adesso. Adesso con i 110, con i lavori, molti hanno fatto il cappotto, la chiusura, però insomma credo che se aumenta più del doppio il costo della caldaia, aumenterà del più del doppio il costo dei serramenti perché dovranno essere adeguati alle chiusure, se no la caldaia, cioè alla fine gli appartamenti che già oggi i giovani non possono permetterseli non li compreremo più. Assolutamente. Cioè, i nostri figli non avranno più la possibilità di comprare un appartamento perché costerà veramente troppo, ma non perché
ci vuole guadagnare tanto di più perché i costi sono nettamente superiori. Cioè lui ti ha fatto l'esempio, la caldaia costa 2,5 volte, 3 volte, e penso che anche tutto il resto che serve per chiudere la casa, per coimentare la casa, per avere una casa che dopo con quel tipo di impianto possa essere confortevole, tutto aumenterà questi costi, per cui sappiamo già che i giovani fanno fatica ad attingere a mutui per comprare gli appartamenti oggi. Se questi dovessero costare il doppio o anche il 50-60% in più non avrebbero più la possibilità, per cui da papà e da cittadino sono un po' preoccupato, insomma. Sono contento di una casa averla già. Infatti questo è uno dice sono contento se riesco ad avere Sì, esatto, nel senso, però penso che insomma, i miei figli qualche difficoltà nell'acquistare un appartamento ce l'avranno, insomma, perché questo va tutto a incidere sul costo finale dell'appartamento, logicamente. Certo. E dopo io vedo nel mio settore, ma da quello che ho capito anche nel settore dell'edilizia con gli impianti, quanto migliorerà questo il nostro ambiente? E quella è la domanda che dobbiamo farci, cioè è veramente completo. Una svolta ecologica che vale quanto stiamo mettendo in campo, o abbiamo altre possibilità nel vostro settore per poter rimediare senza dover affrontare spese così enormi? È quello che secondo me dobbiamo capire. Esatto, proprio in base alla sua competenza, perché quello diceva il ciclo completo, perché a questo punto per produrre questa benedetta caldaia a condensazione, oppure nel ciclo completo, a parte che viene dall'Oriente, e che non è una cosa di poco conto, perché anche lì il trasporto, bisogna vedere che una cosa è una produzione territoriale, locale, chilometro zero, di cui tanto si parla, una cosa è dipendere sempre da terzi, da altri, con tutto quello che vuol dire gli spostamenti dei materiali. Sì. Ma rispondendo alla domanda del Presidente. Sì, già oggi i costi di costruzione di una casa, di un'abitazione sono molto elevati, per tutta questa serie di normative sull'efficienza energetica che bisogna rispettare, quindi casa, cappotto, tetto, va costruita con determinati crismi, ci vanno all'interno determinati impianti, determinati serramenti, come hai citato tu, che portano il costo finale di un'abitazione molto elevato, quindi è legittima la paura che i nostri figli non riusciranno o difficilmente riusciranno a comprarsi casa. Quale sarà il futuro? Probabilmente avremo dei grossi proprietari o avremo dei fondi che costruiranno case, appartamenti, condomini dove dopo andremo ad abitarci in affitto o ci andranno ad abitare i nostri figli in affitto, perché i costi di costruzione saranno talmente elevati che una persona con uno stipendio medio non riuscirà a comprarsi l'abitazione per la sua vita. La seconda domanda, è corretto e legittimo, perché se il mercato se la normativa, le leggi che stanno emanando mi costringono a spostare le mie apparecchiature di riscaldamento verso l'elettrico, contemporaneamente dovrebbe esserci una produzione di energia elettrica molto più elevata di quella che è attualmente. A rigor di logica questa produzione dovrebbe essere fatta da fonti rinnovabili, perché io sì uso l'energia elettrica della rete, perché l'autonomia di un'abitazione è una fantasia, perché comunque arrivano i 7-10 giorni di pioggia e io con il mio fotovoltaico, per quante batterie riesco a installare, a farci stare, non riuscirò ad essere autonomo, avrò bisogno comunque di una rete elettrica che mi venda, che mi ceda energia quando io ne ho bisogno, quindi lo scambio è corretto. Questa energia elettrica, a rigor di logica, rispettando ciò che obbligano i cittadini a fare, dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili, solo da fonti rinnovabili, quindi idroelettrico, biogas, e gli altri sistemi che riescono a produrmi energia elettrica, fotovoltaico, l'eolico che si sente ogni tanto parlare, che però in Italia non ha così tanta presa. Non ha appeal. E quindi resta il punto di domanda molto grosso, tutto sommato, che non è di poco conto, tra l'altro. Oltre al fatto che se l'energia elettrica costa così tanto, quando parliamo di convenienza economica non ce n'è più. Esatto, e in un momento come questo, un momento storico come questo, dove abbiamo problemi di approvvigionamento del gas o comunque dei combustibili per produrre energia elettrica, una transizione così rapida dal 2023 che siamo adesso al 2029, dove mi costringono a installare caldaie o macchine, apparecchiature con un rendimento elevato al di sopra del 115, come dicevo prima, e che funzioneranno esclusivamente a energia elettrica, forse non è il momento per fare questi passaggi così veloci. Assolutamente. Ci vorrebbe un po' più di tempo, bisognerebbe chiedere un po' più di tempo. Allora, torniamo a parlare di questo
tutto, anzi ci portiamo, visto che abbiamo parlato di energia elettrica che servirà per le abitazioni, non solo per le abitazioni, perché anche gli spostamenti sembra volgeranno verso questa bellissima dipendenza dall'energia elettrica, ma è così pulita, punto di domanda, appunto. Dopo la pubblicità ne parliamo.